Ed ecco il fiume Mahanadi, quasi parallelo al Gange. È un esempio delle forze della natura. Non v'è ponte capace di resistere alla furia delle acque quando vengono rese turbinose dai monsoni. Si è cercato di dominare questa furia. Nel Mahabharat, il grande poema epico dell'India, e specialmente nella Gita, il libro dedicato alla filosofia della vita, è detto che ogni parola che si pronunzia e ogni azione che si compie restano sempre davanti a noi come immagini riflesse in uno specchio. E il giudizio non sarà pronunziato che dopo. Ed è detto inoltre: il sapiente e l'ignorante sono ugualmente felici, gli infelici sono i mediocri. La verità è in ogni cosa, e anche, sia pure parzialmente, in ciò che non è vero. Il karma, cioè l'azione, rappresenta il dovere dell'uomo. È stato costruito lo sbarramento di Hirakud, una diga lunga 43 chilometri. Si stanno costruendo le vie d'accesso. È stato formato un immenso lago artificiale il cui livello sale ogni giorno. Le cime degli alberi ricordano che un tempo la giungla arrivava fin qui. Nel cantiere eravamo in 35.000. Era duro, sì, ma ce l'abbiamo fatta. 7 anni di lavoro. Ma per me il tempo è volato. Un colpo di piccone su un colpo di piccone. Un cesto di terra dopo un cesto di terra. Una pietra dopo l'altra. E abbiamo escavato, perforato, espianato, costruito. Quanto lavoro. È incredibile quanto materiale è servito. Quanto c'era di meglio come attrezzi, come autocarri, come congegni. È incredibile quanta roba. Sì, io penso che è davvero motivo di orgoglio aver costruito una diga così. Adesso sembra niente. La gente dice, hanno costruito una diga, ma nessuno immagina che cos'è stato.
In fondo capisco mia moglie. È triste andarsene e lasciare tutto questo. Ma lei non pensa a quello che ancora possiamo fare. In fondo, non c'è mica una sola diga a costruire nella vita. Morti. Prima però, con le inondazioni, se si fosse dovuto fare un monumento alle vittime, bisognava farne uno lungo come la diga per incidervi tutti i nomi. L'elettricità, magia, magia. Ma tutto si può spiegare, tutto. Basta riflettere. Non c'è più magia, non ci sono più miracoli, conoscenza, più magia, più mistero, conoscenza. Kud Dem. Diga di Hirakud si ha ben il diritto di sentirsi fieri ed è fatta con niente. Un cesto di terra dopo l'altro, una pietra sull'altra. E il cuore. Ah, sì, ce n'abbiamo messo del cuore. No.